assorbito dal mondo. Invece, a livello internazionale, e adesso anche in Italia, si è detto no, attenzione, perché non è così semplice. In Italia nel 2007 questo è stato inserito solo nell'ultimo dei decreti legislativi, questa possibilità di perseguire anche il cosiddetto autoriciclaggio, proprio perché forse non è neanche effettivo, perché in effetti è un decreto legislativo e probabilmente ci sono ancora c'è un regime di legislazione può darsi che non sia ancora effettivo, perché qui in effetti si dice perché uno dei partiti è dietro del pacchetto e allora probabilmente non è bastata neanche quel recepimento perché appunto c'è questo problema giuridico da risolvere. Però il problema è che non è una questione, diciamo, di secondaria importanza, perché in realtà le operazioni di riciclaggio vanno, questo è il punto cruciale, vanno considerate come un reato a sé stante che deve essere identificato e delineato al di fuori e separatamente, diciamo, dai reati che vengono commessi dagli operatori dell'economia criminale. Ora, in pratica, in questi anni, negli anni 90 ad oggi, la lotta al riciclaggio, diciamo, in Italia ha ruotato attorno all'istituto di emissione o all'istituto di vigilanza che è la Banca d'Italia. E in particolare, a partire dagli anni 90, da un certo punto degli anni 90, quello che allora si chiamava l'Ufficio Italiano Cambi, che era una sezione in sostanza della Banca d'Italia, non proprio all'inizio, l'ufficio separato, insomma, sostanzialmente una sezione della Banca d'Italia che all'inizio si occupava soltanto del cambio delle monete con l'estero, poi a un certo punto è stato incaricato di questa partita e poi a un certo punto è diventato, da qualche anno anche di nome, Unità di Informazione Finanziaria. Non c'è più oggi l'ufficio dell'Economia, c'è l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, che è precisamente l'ufficio che a livello internazionale si richiede che esista in ogni paese per perseguire questo tipo di reati, questo tipo di vicende. Che cosa può fare un ufficio di questo genere? Può, è quello che tenta di fare in pratica, stabilire quali sono nel mondo dell'economia reale gli indicatori, gli indizi, i segnali che potrebbe essere in corso un'operazione di riciclaggio. Il riciclaggio non è facile da individuare, sono operazioni finanziarie in cui, per esempio, si dice anche in genere le fasi del riciclaggio sono tre: l'introduzione, cioè i proventi illeciti che vengono immessi nel circuito finanziario, la stratificazione, la fase numero 2, che è quella importante, cioè tutto quel giro di trasferimenti tra conti correnti, nazionali, esteri, catene societarie, eccetera, tutto il giro che si fa per occultare l'origine. E poi c'è l'integrazione, quando i fondi vengono sufficientemente puliti da poter essere utilizzati nell'economia, nel circuito economico. Bene, tutto questo non lo si vede a occhio nudo, ci vogliono degli indicatori. Allora, il lavoro che ha fatto Banca Italia, Ufficio Unità di Informazione Finanziaria, e che è quello che in pratica noi leggiamo, possiamo leggere in alcuni documenti che, se qui ci sono alcuni giornalisti, che ai giornalisti presenti e a quelli che avrebbero io avrei detto utilizzati, perché non li utilizza quasi nessuno. Ci sono da pochi anni, quando queste cose sono andate a regime, dal 2007-2008, delle relazioni semestrali annuali che indicano anche per regione quelli che chiamano i veri e propri SOS, cioè le segnalazioni. SOS è la sigla che sappiamo perfettamente, no? Le
classifica che sta per segnalazioni di operazioni sospette e si gioca sul doppio senso, cioè sono SOS, nel senso che sono allarmi da verificare su possibili operazioni di riciclaggio. Come si fa ad avere, a segnalare da dove vengono queste segnalazioni? Beh, c'è una specie di decalogo, si dice, comunque dei documenti prodotti dalla Banca d'Italia e dai suoi uffici che danno una serie di esemplificazioni di indicatori che vanno osservati. Possiamo leggerli alcuni perché sono interessanti. Naturalmente, ripeto, sono indicatori, segnalazioni indicatori che possono dar luogo a segnalazioni e che poi vanno verificati. Però da cosa si potrebbe vedere che un'operazione potrebbe essere di riciclaggio? Da una serie di indici di anomalia, si dice anche, che potrebbero essere questi, per esempio. Allora, il primo e principale ambito di tutto questo avviene è il mondo finanziario, il mondo degli intermediari finanziari, le banche in primo luogo, naturalmente. Però non ci sono solo questi, perché le operazioni di riciclaggio hanno bisogno anche di altri canali, in primo luogo di una serie di professionisti, quindi i soggetti che dovrebbero tenere sotto controllo la situazione sono il complesso degli intermediari finanziari, ma anche un gruppo, una serie di categorie di professionisti, notai, avvocati, commercialisti. Cosa devono guardare? In primo luogo gli intermediari finanziari. Per esempio, gli intermediari finanziari dovrebbero controllare se ci sono ripetute operazioni della stessa natura, da parte di un cliente, ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatore. Questo è uno delle frasi del decalogo di Banca d'Italia, naturalmente frase da interpretare da capire. Cosa potrebbe essere osservato? Che un cliente riceve frequenti afflussi di disponibilità finanziaria che dopo un breve intervallo di tempo, con modalità che non sono riconducibili alla normale attività del cliente, vengono trasferiti da un'altra parte, magari all'estero. Questo non vuol dire che quella sia un'operazione di riciclaggio, vuol dire che potrebbe essere, che va controllata, che va segnalata. Naturalmente se si tratta di operazioni non giustificabili, in cui si nota qualche elemento che può giustificare, che può far pensare a un tentativo di dissimulazione. C'è una serie di precisazioni, però è un segnale potenziale. Un altro segnale, il ricorso a tecniche di frazionamento delle operazioni. Questo è un segnale anche più classico, più tradizionale, una delle prime cose che è stata adottata, diciamo, come indicazione anche delle normative italiane, cioè il fatto che si facciano frequenti operazioni per importi piccoli, soprattutto per importi inferiori a quel limite in cui tu devi essere necessariamente registrato. Quindi se fai frequenti operazioni per puoi rimanere anonimo, perché non c'è l'obbligo di registrazione, voi sapete che ci sono degli obblighi di registrazione, oggi arrivati a dire la verità anche molto, a cifre anche molto basse. Ormai si è esatto, ma è una cosa per di mesi, ma fino a quando parliamo di questa situazione in cui si stava mettendo in moto, diciamo, l'intervento, c'era ancora un limite all'equivalente di 12.500 euro
e in generale diciamo di tracciabilità delle operazioni ovviamente. I contanti non sono tracciabili. Se uno fa operazioni frequenti, contanti, insomma è un indicatore, ma possono esserci indicatori di anomalia anche se fa operazioni con la moneta elettronica, anche se fa operazioni in titoli, possono esserci indicatori di anomalia, anche se i titoli sono strumenti finanziari, diciamo. Se per esempio i strumenti finanziari non transitano sul conto corrente del cliente, se sono strumenti finanziari particolari, se sono strumenti finanziari trattati con soggetti, e questo è uno dei punti importanti, con soggetti che hanno, con controparti che hanno sede all'estero, ma in particolare che hanno sede in quel gruppo di paesi che sono comunemente definiti paradisi fiscali e che a livello internazionale definiscono centri offshore. E qui dobbiamo aprire un capitolo importante. Uno degli indicatori importanti di tutta questa tentativo, diciamo, di mettere un po' sotto controllo queste operazioni di riciclaggio è capire quanto è l'operatività con i cosiddetti centri offshore e in generale in paesi a fiscalità privilegiata e altre, delle denominazioni sono diverse, sono quelli che noi chiamiamo tradizionalmente paradisi fiscali. Di cosa stiamo parlando? Anche qui dobbiamo spiegare bene. Esiste in questo momento, ed è variabile anche nel tempo, una lista di GAFI, per esempio il gruppo di azione antiriciclaggio e altri organismi internazionali, in base anche a trattative, eccetera, stilano delle liste, cosiddette blacklist, delle liste nere, di paesi che in generale non sono cooperativi